Benvenuti, oggi è mercoledì 11 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 19:14. La luna si leva alle 14:41 e cala alle 23:42. Oggi si celebra Sant'Elia. Il nome Elia è di origine ebraica e significa Dio è il mio Signore. L'11 settembre è la festa nazionale dei Vigili del Fuoco della Repubblica Popolare Cinese. Il giorno è scelto per il fatto che l'11° giorno del nono mese, settembre, corrisponde al 119, il numero telefonico dei pompieri in Cina. Una squadra ben agile e sincronizzata, quella dei Vigili del Fuoco cinesi, che viene sottoposta a duri addestramenti, in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco procede su reti sospese nel vuoto o affronta la simulazione dell'esplosione di fuochi d'artificio per superare i propri limiti ed essere pronti ad aiutare in qualsiasi circostanza si trovino. Da tutti riconosciuto come il degno erede del maestro del brivido Alfred Hitchcock, compie 84 anni oggi Brian De Palma, famoso regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Autore di cult movie come Carrie, Scarface, Carlitos Way o Mission Impossible, De Palma è padrone indiscusso della suspense e del movimento di macchina, capace di ipnotizzare e tenere incollati all'azione. Compie invece 69 anni il cantautore dolce un po' salato più famoso d'Italia, Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, interprete e autore di successi internazionali come appunto Gelato al cioccolato, Su di noi o Sarà perché ti amo, interpretata dai Ricchi e Poveri nel Festival di Sanremo del 1981. Pupo è anche un famoso conduttore televisivo ed un appassionato tifoso della Fiorentina, club per il quale ha scritto la canzone È Fiorentina. Ed infine compie 29 anni l'attrice Matilda De Angelis. Nata a Bologna, si avvicina alla musica studiando chitarra e violino dall'età di 11 anni e a 13 inizia a comporre canzoni. Nel 2014 viene scritturata dal regista Matteo Rovere per il ruolo di protagonista femminile nel film Veloce come il vento e riceve nel 2016 al Taormina Film Fest il premio come miglior rivelazione. Nel 2020 prende parte alla miniserie The Undoing, Le verità non dette, al fianco di Nicole Kidman. Nel 2023 è la protagonista della serie Netflix La legge di Lydia Poet. Sono le 8:46 del mattino, un aereo Boeing 767 si schianta a circa 800 km/h sulla torre nord del World Trade Center. Questo giorno cambierà per sempre la storia degli Stati Uniti e del mondo. L'attacco alle Torri Gemelle è infatti uno degli attentati terroristici più gravi della storia, in cui sono rimaste uccise più di 3.000 persone. Le immagini di uomini e donne disperati, coperti da polvere o fiamme, la corsa dei soccorritori, i crolli in diretta TV sono fotografie indelebili rimaste fisse nei nostri occhi e nella nostra mente. Ma sapete cos'è il tempo di dimezzamento? Immaginate di avere 100 atomi radioattivi, quindi atomi che in modo spontaneo si modificano e prenderanno quindi un altro nome in base alle nuove caratteristiche. Dopo quanto tempo ne avrò 50 di quelli iniziali? Quindi dopo quanto tempo una metà si sarà trasformata e l'altra no? Questo concetto viene denominato tempo di dimezzamento. Per alcuni atomi il processo avviene in qualche secondo, per altri in miliardi di anni. Proprio per questo motivo nei reattori a fissione diventa problematico lo smaltimento, mentre in quelli a fusione il processo è molto più sicuro, attraverso appunto processi di raffreddamento che bloccano la reazione. Buongiorno ai 12, è ancora la luna oggi col suo brillante primo quarto
che innesca tutta una serie di reazioni molto interessanti nello zodiaco. La Luna si pone in quadratura a Saturno oggi, è opposta a Giove. Quali sono le grandi ambizioni a cui i 12 quindi vogliono pervenire? Scopriamolo insieme. Ariete, sicuramente l'ambizione più grande è quella di regolarizzare alcuni rapporti. La vostra ambizione, che nel lavoro sembra essere ripresa e abbastanza soddisfatta, oggi invece si sta riempiendo di tutta una serie di velleità che riguardano appunto la chiarezza nei rapporti e la conferma del vostro ruolo affettivo. Toro, una luna oggi che crea tutta una serie di ambizioni notevoli, un po' smodate nel vostro caso. È un momento in cui potreste avvalervi del consiglio di qualcuno di molto razionale, in modo da non buttarvi avventatamente verso avventure economiche e professionali non proprio molto fortunate. Meditate. Gemelli, la vostra tensione zodiacale sta tutta nell'opposizione Luna-Giove oggi. Avete voglia di stare bene, avete voglia di riprendere le energie e proprio non sopporterete chiunque vi impedisca di farlo. Oggi farete ironicamente piazza pulita e metterete allo sbaraglio chiunque vi impedirà di sorridere come volete. Cancro, giornata oggi molto interessante proprio perché la vostra luna con Giove e Saturno vi pone degli obiettivi lavorativi molto importanti. Cosa c'è da fare quindi con Marte nei vostri gradi zodiacali? Sicuramente di tutto e di più. Se pensate comunque alla paura della precarietà con la quadratura di Nettuno e Marte, o pensate di perdere qualcosa all'interno del vostro lavoro, cercate di essere chiari e soprattutto di farvi forte della vostra unica efficienza. Leone, la giornata di oggi prevede una luna in trigono che però ha molto da dire, soprattutto per quello che riguarda l'affermazione di sé, l'ambizione e il lavoro. Oggi la vostra giornata sarà tutta improntata nel proporre una serie di soluzioni che riguardano la vostra figura professionale che vorrebbe avvalersi di nuove competenze. Vergine, la giornata di oggi prevede una luna alquanto difficile, proprio perché quadra con il Sole nei vostri gradi, si oppone a Giove e a Saturno che a sua volta si oppone al Sole nei vostri gradi. È una giornata un po' complicata, soprattutto al lavoro, in cui potreste scoprire che tutta una serie di interessi o di responsabilità non sono ben distribuite come vorreste. Cercate di mettervi in sinergia con il resto del team lavorativo. A livello affettivo ancora c'è qualcosa che vi suggerisce di chiarire in amore, ma si fa strada una grande voglia di fuggire via. Bilancia, la vostra giornata oggi è una giornata con una luna che chiede molto, soprattutto alla vostra comunicazione, chiede di essere lasciata abbastanza in pace e soprattutto di selezionare da solo le persone con cui volete relazionarvi o meno. Siete molto corteggiati per ora e sta maturando in voi una simpatia per qualcuno. Scorpione, la luna di oggi è una luna che pone l'accento sulla prospettiva delle cose e su un affare proposto, delle condizioni economiche che proprio non vi stanno bene, ed è proprio per questo che farete le vostre rimostranze. Cercate di essere chiari e soprattutto di non cedere su nessun tipo di condizione che non vi metta a vostro agio. Sagittario, una luna complessissima oggi proprio perché quadra al Sole e a Saturno e si oppone a Giove. Qual è la vostra grande ambizione? Insomma, è quella sicuramente di conquistare qualcosa a livello patrimoniale, l'acquisto importante di qualcosa, gestire le cose legalmente in una maniera chiara e lineare e finalmente chiudere una serie di sospesi. Ci riuscirete? La configurazione degli astri dice con fatica, ma sì. Capricorno, la giornata di oggi è una giornata con una luna molto ma molto emotiva e pensierosa e vi lancia tutta una serie di suggestioni emozionali non proprio armonici o semplici da gestire per voi che siete più bravi nelle cose razionali e nelle cose che riguardano un po' più da vicino il vostro lavoro. Niente paura, però avrete accanto le persone che vi vogliono bene e che vi faranno sentire il loro affetto e sostegno e stima. Acquario, una luna decisamente molto
molto complessa per voi quella di oggi, che vi manda stimoli fattivi molto importanti. Vi sentite ancora bloccati economicamente per qualcosa, un po' sospesi, ma questa sarà una settimana, un periodo che accenderà di nuovo dei moti e dei flussi economici molto importanti. Una vostra idea potrebbe rivelarsi molto remunerativa. Pesci, giornata anche per voi molto complessa oggi, soprattutto a livello organizzativo e affettivo. Probabilmente l'organizzazione familiare e quella lavorativa vi sottraggono notevolmente tempo. Cercate di non farvi stressare troppo e di ritagliare il momento giusto per voi. Sul piazzale di Porta Pia a Roma, nel tragitto da casa a Palazzo Chigi, Benito Mussolini sfrecciava sulla sua Lancia Lambda Coupé De Ville. Nello stesso momento l'anarchico Gino Lucetti lanciava una bomba contro la vettura, senza riuscire a colpirla. La bomba rimbalzò infatti contro lo sportello della vettura ed esplose in strada ferendo 8 persone, senza colpire l'obiettivo. Lucetti fu immobilizzato da un passante, tale Ettore Perondi, e raggiunto dalla polizia per essere poi condannato a 30 anni di carcere. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di George Orwell, scrittore, giornalista e attivista politico, autore di 1984 e La fattoria degli animali. Un genio visionario che ha saputo raccontare il nostro presente quando sembrava ancora un impossibile futuro. Orwell non poteva certo immaginare che Il Grande Fratello sarebbe un giorno diventato un programma TV. Prima di salutarci vi lascio la frase del giorno. Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice. Come sempre, la vita consiste nell'espressione di un equilibrio tra vita lavorativa e sentimentale. Vi auguro una giornata piena a 360 gradi e vi aspetto domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.